I ratti stanno infettando l'uomo con l'epatite e nessuno conosce come. Così titola un articolo della CNN in cui si parla di una particolare forma di epatite E che si pensava infettasse soltanto i topi, ma che dopo un primo caso registrato nel 2018, un 56enne di Hong Kong, risulterebbe in grado di colpire anche l'uomo. Dopo il paziente zero, altri 10 cittadini sarebbero risultati positivi. Il caso più recente risale a una settimana fa e riguarda un 61enne. L'epatite causa febbre, ingrossamento del fegato, ittero. All'improvviso ci siamo trovati di fronte a un virus che passa dai topi all'uomo, ha dichiarato alla CNN Siddharth Sidar, microbiologo della Hong Kong University che fa parte del team autore della scoperta. La testata americana sottolinea come all'inizio gli scienziati fossero convinti che quello del 56enne rappresentasse un caso isolato, ma ora, ai 10 diagnosticati, sottolinea Sidar, ci potrebbero essere centinaia di persone non diagnosticate infette là fuori. Gli scienziati faticano ancora a stabilire quali siano le modalità di contagio. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'acquisto e il consumo di carne animale non c'entrerebbero, poiché la trasmissione dell'epatite avviene di solito tramite acqua o oggetti contaminati. L'ultimo soggetto infettato rappresenterebbe un vero giallo, non avrebbe fatto alcun viaggio recente, non sarebbe entrato in contatto con topi o fonti idriche contaminate e nessuno dei suoi familiari avrebbe manifestato sintomi sospetti. Non si conoscono inoltre i tempi di incubazione del virus. Quello che sappiamo è che i topi di Hong Kong sono portatori del virus e che lo stesso germe patogeno passa all'uomo, ma il modo in cui arrivi a infettarlo non lo sappiamo.